Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giù e presuntuosi. E Gesù ci consiglia di essere come loro, di parlare come loro. Noi non dobbiamo dimenticare questa lingua dei bambini, questa lingua che parlano come possono, ma è la lingua che piace tanto a Gesù. Il dialetto dei genitori che è l'amore per trasmettere la fede, e il dialetto dei bambini che va ricevuto dai genitori per crescere nella fede. Domenica scorsa il Papa ha battezzato tanti bambini, ha detto queste parole bellissime che ci fanno ricordare le parole di Gesù: se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Non è una questione di imparare un discorso, ma di essere semplici. E i bambini hanno questa semplicità davanti alla realtà, quella semplicità che poi andando avanti con gli anni noi perdiamo. Ma amici miei carissimi, non ci dobbiamo scoraggiare, perché quello che non abbiamo lo dobbiamo chiedere, lo chiediamo a chi ci ha fatti, al Padre Eterno. Ecco, la preghiera di questa domenica è la preghiera che ci accompagnerà in questa settimana, ci fa chiedere a Dio Onnipotente ed Eterno, che governa il cielo e la terra. Ecco, non fa male ricordare che il vero governatore di tutto è Dio Padre Onnipotente. Ecco, cosa ci fa chiedere la Chiesa in questa settimana? Di ascoltare con bontà le preghiere del tuo popolo. Ecco, dobbiamo chiedere quello che non abbiamo. Se una cosa l'abbiamo, non la chiediamo. Ecco, noi abbiamo questo grande desiderio di bene, di bello, di giusto, di santo, ma siamo limitati. Lo vediamo, lo vogliamo, ma non riusciamo. Allora chiedere che abbiamo questo grande desiderio di pace, ma la pace, hai voglia a dire che si vuole pace? Dice la canzone bellissima di Renato Zero: noi stessi siamo il campo di battaglia. Ecco, dentro di noi c'è una battaglia tra il bene e il male che ci inquieta. Dona perciò al tuo popolo, o Padre Onnipotente, ai nostri giorni, la tua pace. Ecco, la pace che oggi, che è domenica, possiamo ricevere se ci accostiamo a Gesù con semplicità di cuore, come i bambini, ecco, senza un discorso, magari biascicando delle parole che non si capiscono come fanno i bambini, perché, come diceva il Papa, è il linguaggio dell'amore. L'amore non è una questione di parole, è una questione di gesti, di atteggiamenti. Allora, sentiamo il cardinale Parolin, il vice del Papa, insomma, diciamo, il segretario di Stato, che ci dice qualcosa sulla questione dei giovani, perché questo 2018 sarà un anno dedicato in modo particolare da parte della Chiesa ai giovani e alle famiglie. Sentiamolo. Cardinale Parolin, quest'anno appena iniziato ha avuto già un importante evento, il discorso del Papa al corpo diplomatico. Sicuramente quest'anno sarà contraddistinto dai giovani, anche soltanto guardando al calendario, un presinodo a marzo e poi il sinodo tanto atteso a ottobre. Cosa si aspetta la Chiesa dai giovani di oggi?
Certamente quest'anno, l'anno 2018, sarà caratterizzato proprio da una speciale concentrazione dell'attenzione della Chiesa a tutti i suoi livelli sui giovani, ecco, quindi sulle loro attese, sulle loro aspirazioni, sulle sfide che devono affrontare, anche sulle speranze che portano con sé, anche sulle debolezze e sulle paure. E quindi sarà un anno importante, il Papa l'ha già appunto ricordato anche nei recenti discorsi durante questo periodo natalizio. Io credo che la cosa più innovativa, ecco, di questo approccio è la ricerca di una nuova relazione con i giovani, di una nuova relazione della Chiesa con i giovani, improntata ad un paradigma di responsabilità esente da ogni paternalismo. Ecco, la Chiesa vuole entrare veramente in un dialogo con la realtà giovanile, vuole capire i giovani, vuole aiutare i giovani, ma nello stesso tempo vorrei riferirmi a quel famoso discorso che fece John Kennedy quando prese possesso del suo ufficio nel lontano 1961, quando disse, ecco, non dovete chiedervi che cosa il Paese può fare per voi, ma dovete chiedervi cosa voi potete fare e dovete fare per il Paese. Credo che questo è, in fin dei conti, anche l'approccio innovativo, cioè la Chiesa chiede ai giovani, il Papa, la Chiesa chiede ai giovani che cosa possono fare loro per la Chiesa, che contributo possono dare, ecco, al Vangelo, alla diffusione del Vangelo d'oggi. E credo che a questo invito i giovani sapranno rispondere, ecco, con la loro generosità e anche con il loro entusiasmo. Bella questa provocazione del Cardinale Parolin, non tanto cosa può fare la Chiesa per i giovani, ma cosa possono fare i giovani per la Chiesa. Bisogna rischiare di stimolarli a questo livello, anche a scuola, i professori, se fossero un po' più decisi, un po' più appassionati, perché il problema è trasmettere qualcosa che si vive, che si sperimenta, se no non trasmettiamo niente, carissimi amici, trasmettiamo un discorso, una morale che ci stanca. Ecco, i giovani, ma tutti quanti noi, abbiamo bisogno di vedere più che ascoltare, vedere qualcuno che vive con gusto, con passione, qualcuno che è sincero, quindi che se sbaglia con un po' di dolore, di mortificazione, un po' di vergogna chiede scusa alle persone verso le quali ha sbagliato. Cioè, abbiamo bisogno di autenticità e non di falsità o di doppiezza. Predicare bene e razzolare male va bene, tutti quanti predichiamo bene e razzoliamo male, ma almeno dobbiamo avere un po' di umiltà nel riconoscere, non mascherare, fare la doppia faccia. Il Papa in questa settimana ha detto due cose sulla doppia vita di alcuni pastori, diciamo alcuni, perché grazie a Dio ci sono tanti pastori che vivono in modo autentico la responsabilità che Dio ha affidato a loro, però c'erano tanti che ne abusano e questo dobbiamo avere compassione per questi nostri fratelli che abusano di qualcosa che gli viene dato per il bene di tutti. Allora sentiamo Papa Francesco. È brutto vedere pastori di doppia vita, è una ferita nella Chiesa. I pastori ammalati, che hanno perso l'autorità e vanno avanti in questa doppia vita. Ci sono tanti modi di portare avanti la doppia vita. Ma è doppia, no? E Gesù è molto forte con loro. Non solo dice alla gente di ascoltarli ma non fare quello che fanno, ma a loro cosa gli dice? Ma voi siete
sepolcri imbiancati, bellissimi nella dottrina da fuori, ma dentro putredine. Questa è la fine del pastore che non ha vicinanza con Dio nella preghiera e con la gente nella compassione. Comunque, non è difficile, carissimi amici, capire le caratteristiche di un pastore cristiano. No, è facile, il pastore cristiano lo è anche una madre, un padre soprattutto, i genitori, gli insegnanti, chi ha responsabilità educative, gli uomini. Cosa vuol dire essere un pastore cristiano, poi va bene cattolico, ortodosso o evangelico? Però la caratteristica è facile da individuare, è una persona, o maschio o femmina che sia, che ad un certo punto della sua vita ha incontrato attraverso qualcun altro, ha ricevuto l'annuncio di Cristo, Dio che si è fatto uomo, si è fatto Gesù, il Cristo, per venirci a dire coraggio, che io sono con te, vieni, seguimi. Allora uno comincia, prima di diventare pastore deve essere una pecora, e si comincia a seguire Gesù che ci comincia a far mangiare della roba buona, dell'erba buona, che ci soddisfa, ci comincia a soddisfare di più dell'erba che ci propone il mondo. Allora seguendo Cristo, piano piano noi incominciamo ad assaporare quell'erba dell'amore buona che è l'amore di Dio e la misericordia di Dio su di noi, su di me. Ecco, solo così si può diventare pastori. Il pastore su cui ha fondato la sua chiesa Gesù è Simone di Galilea, poi chiamato Pietro, San Pietro, che non è che si è comportato bene seguendo Gesù, ecco, perché Gesù era costretto tante volte a rimproverarlo a Pietro, a dirgli addirittura vai dietro a me Satana perché tu non parli secondo Dio ma secondo gli uomini, secondo il diavolo pure. Però poi è diventato San Pietro, perché non è che si diventa pastori così si impara senza sbagliare, però santa benedizione, dobbiamo riconoscere i nostri sbagli, dobbiamo anche delle volte piangere amaramente, dolorosamente dei nostri sbagli, dei nostri peccati, anche pubblicamente, non avere vergogna, ecco, come è capitato a Pietro. Allora si diventa veramente pastori, quando sentiamo Gesù che poi non ci chiede altro che mi ami tu, mi vuoi bene, sì lo so che hai sbagliato, ma io non guardo ai tuoi peccati. Gesù non guarda i nostri peccati, guarda se abbiamo un pizzico di fede, se crediamo che Lui è più grande dei nostri peccati e ci perdona. E poi questa esperienza la portiamo agli altri. Allora, perché ci sono pastori con la doppia vita? Perché ancora non hanno fatto questa esperienza. Ecco perché la Madonna a Medjugorje, specialmente nei messaggi del 2 di ogni mese, quelli dati a Meriani, chiede di pregare per i pastori, perché i pastori non è che si diventa pastori perché si studia, lo si diventa in corso d'opera, ecco, stando in una comunità e ricevendo la grazia dello Spirito Santo, la remissione dei peccati nella comunità cristiana, e quindi più viviamo l'esperienza cristiana e più sperimentiamo l'amore di Dio, e questa è la meraviglia. Allora, un momento privilegiato per sperimentare questa potenza, ecco, questa autorità, che poi se sperimentiamo la potenza, ricevere questa autorità, la potenza dell'amore di Dio, diventiamo autorevoli, perché abbiamo qualcosa di bello da dire agli altri. Dici coraggio, che il Signore è buono, ti ama, ma tu perché me lo dici? Perché ne ho fatto esperienza. Allora, il momento culmine, fonte di questa esperienza è l'Eucarestia, la Messa. Il Papa sta facendo le catechesi sulla Messa e mercoledì scorso ha sottolineato l'importanza del silenzio.
ma non il silenzio come assenza di parole, il silenzio come posizione da avere davanti a Dio per lasciarsi fecondare. Ecco. Bisogna essere vergini, una terra è vergine quando è stata vangata, zappata, arata, aperta. Ecco, è un silenzio che deve costare anche, ma questo aprirci nella verità a Dio, e Dio viene e feconda la nostra terra e noi portiamo frutti, portiamo questo frutto specialmente quello di cui c'è più bisogno, la pace, la serenità, la letizia. Ecco, l'altro giorno ho incontrato una riflessione semplice e bellissima, dice: perché l'uccello non ha paura che si spezza il ramo? Perché la sua vita non consiste nel ramo dove si appoggia, ma nelle ali che lui ha per volare nell'eventualità che si spezzi il ramo. Ecco, facciamo questo esercizio: ma io, se si spezza qualcosa nella mia vita, c'ho le ali per volare? Ecco, queste ali che cosa sono? Ecco, è la grazia di Dio. Non abbiate paura, io sono con voi. Allora il silenzio è importante come posizione per ricevere questa forza che viene dall'alto, ecco, e non ce la possiamo dare da soli. Ascoltiamo. Ecco allora l'importanza di ascoltare il nostro animo per aprirlo poi al Signore. Forse veniamo da giorni di fatica, di gioia, di dolore e vogliamo dirlo al Signore, invocare il suo aiuto, chiedere che ci stia vicino. Abbiamo familiari e amici malati o che attraversano prove difficili. Desideriamo affidare a Dio le sorti della Chiesa e del mondo. Il peccato di Donna Bondiub, stavo pensando, non è quello di non avere coraggio, è perché chi ha il coraggio? Il peccato è non chiederlo a Dio, il coraggio. Ecco. Ma a quale Dio? Non al Dio che ci dà i superpoteri per sconfiggere il male, ecco, con altro male, ma a Dio che ci può dare il potere di accettare il male. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, essendo il Figlio di Dio, non considerò un tesoro geloso il suo essere Dio, ma spogliò se stesso. Questo è il potere di Gesù. Assumendo la nostra natura umana, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Lui è il Signore. Ecco, la vera manifestazione di Dio. Allora leggiamoci il Vangelo di oggi, bellissimo, stupendo, che ci racconta l'inizio del cristianesimo, come si diventa cristiani. Ecco. Sì, il battesimo, io ti battezzo nel nome del Padre, ma non è una formula, si diventa cristiani incontrando Cristo e seguendolo. E come si incontra Cristo? Ecco, facendosi le domande più semplici, più serie, più imbarazzanti. Ma che senso ha la vita mia? Da dove vengo? Dove vado? Perché mi è capitato questo? Perché mi è capitato quell'altra cosa? Ecco, e quando c'è qualcuno che vive in modo serio, come Giovanni il Battista, lo sentiremo, e ci indica Gesù non come portafortuna, come amuleto, come guru religioso, ma come il Dio che si fa vicino a noi, che ci accompagna, e ce lo indica come l'agnello di Dio che è capace di distruggere i nostri peccati. Ecco, allora sì, che si incomincia a diventare cristiani.
è il Vangelo di Giovanni, è stupendo, questo è un Vangelo carissimo al grande Don Giussani. In quel tempo Giovanni Battista stava con 2 dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. Giovanni Battista ha dei discepoli perché è un uomo affascinante umanamente, attraente, serio, coerente, autentico, e quindi chi desidera queste cose incomincia a seguirlo. Era stato avuto dopo una vita senza figli dal papà e dalla mamma, nella vecchiaia, ed era stato tirato su da 2 genitori con una grande saggezza e un grande stupore, una grande meraviglia nei confronti di Dio che gliel'aveva dato proprio in extremis alla vecchiaia. Allora i suoi discepoli, sentendo parlare così il loro maestro, seguirono Gesù. È bellissima, una scena stupenda. Gesù, che si sente seguito, si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Io metterei, ci dovremmo mettere noi ogni domenica alla porta della Chiesa, e a tutti quelli che entrano dovremmo dire con molta umiltà: che cerchi? Perché sei venuto oggi a messa? Cosa stai cercando? Se me l'avessero domandato a me nel 1981-82, non ricordo bene, tu perché sei venuto a me? E io avrei detto: perché c'è quella ragazza che mi interessa. Io mi sono riavvicinato alla Chiesa all'inizio degli anni '80 perché vidi una ragazza che mi ha attratto e sono andato in chiesa per conoscere quella ragazza, perché è impressionante come Gesù si può servire di qualsiasi occasione per avvicinarci a Lui, no? Allora, che cercate? Allora i discepoli dicono a Gesù: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori, dove abiti? E Gesù disse loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava. Avranno visto la Madonna, la Madre, avranno visto come si relazionavano, non lo so, avranno mangiato, non lo so che cosa avranno fatto. Ma vi immaginate Gesù e Maria? Non si sa, probabilmente Giuseppe era già andato, aveva fatto la bella morte. Immaginate quando incontri una cosa così, Gesù e Maria rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio, ecco, pom, è scattata. Chi scrive? Giovanni, l'apostolo ed evangelista, che si ricorda pure il momento che ha cambiato la sua vita, l'incontro con Gesù. Uno dei 2 che avevano udito le parole di Giovanni, lo avevano seguito, era Andrea, il fratello di San Pietro. Andrea incontrò per primo suo fratello Pietro, che si chiamava Simone, gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Io immagino sempre questa scena quando Andrea dice a Pietro: vedi che abbiamo... e là se ne sta, tutti si predicatori, tutti stessi. No, questo è serio, questo è serio. E Pietro un pochettino, vabbè, si fida di Andrea e va a vedere. Quando arriva lo conduce da Gesù, Gesù fissando lo sguardo su di lui, ma immaginiamo gli occhi di Gesù, li vedremo, amici miei. Ecco perché non dobbiamo avere paura di morire, perché dopo la morte vedremo gli occhi di Gesù, gli occhi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio Gesù, diciamo alla Madonna. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro, perché Gesù capisce che è lui, questo uomo impetuoso, focoso,
vero, autentico, sincero, semplice, sarebbe stata la roccia sulla quale lui avrebbe edificato la Chiesa, fin dal primo momento lo capì. È una meraviglia, amici miei. La domenica è il giorno in cui possiamo rifare esperienza di questo amore, ecco perché Gesù ci invita: venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, perché non sapete guardarvi, vi guardate in un modo tante volte superficiale, alcune volte balordo, ecco, ci misuriamo, ci giudichiamo, ci dimentichiamo di guardare al desiderio grande di bene, di bello, di buono, di giusto che c'è nel cuore di ognuno di noi e che Dio vuole colmare, vuole soddisfare attraverso Gesù, suo Figlio. Perciò la domenica è il giorno del Signore, si rinnova la passione che Dio ha per noi, la passione di Gesù, la sua morte che continua ancora, c'è tanta sofferenza nel mondo, ma la sua resurrezione, l'annuncio. Alla fine della messa il prete ci dice: nel nome del Signore adesso andiamo in pace a portare questa buona notizia, che Dio ci ama e non si stanca mai di noi. Allora, buona domenica carissimi amici, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo, e sapessi di mancasse per mia, perché vi dico sinceramente che per me, amici miei, vivere è Cristo. Se morissi sarebbe un guadagno, ma se devo rimanere, rimango anche con piacere. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.